Ed eccoci qua, carissimi amici, abbiamo qua un 1100 coda di rondine del 62, guardate qua, davvero veramente un gran pezzo vintage nell'ambientazione tipica, campagnola qua, un 1100 tenuto bene, abbiamo un piccolo trattore, guardate qua carissimi amici, e la bianchina, altro bel pezzo. La mostriamo, guardate qua. Alessio, dai, dimmi due parole qua. La diretta di Teletrash continua benissimo, Marvin, continua benissimo. Siamo arrivati anche qui, amici. Siamo arrivati, fantastico ragazzi. Carissimi amici, la diretta continua, guardate. Bene per bene, al 100%. Andiamo anche nell'interno a sentire un po' il profumo. Guardate qua l'interno, profumo vintage del tempo, guardate l'interno favoloso, quasi nuovo, uscito dalla fabbrica, veramente fantastico. E ci portiamo appunto sulla coda di rondine, guardate qua il 1100, insomma, meritava questa tappa qua, in questo clima campagnolo qua nel Viterbese. Il clima campagnolo, Marvin. Ecco, davvero fantastico qua. Ecco qua. Vuoi dirci qualcosa te di queste auto? No, va bene, le conosci già, giustamente. Stanno lì qua, dormono qua. Dormono qua, ci dice tranquillamente. Fillenore di felice e appassionato. E vi saluto carissimi amici, gran pezzo di vintage. Ciao a tutti. Ciao amici, alla prossima.